Torniamo allo sport. Archiviati ormai gli europei di calcio, sentiamo comunque un commento del nostro inviato Nane Bortoin. Bortoin? Oh, mi sente? Sì. Ma lei sta zoppicando, ma che le è successo? Tasi, che c'è proprio il caso da dire poro nane. Dopo a finale degli europei va in campo per sistemare i buse e tutto. Gli spagnoli pensa che sia uno dei loro. I me corre Dio, i me ciappa, i me butta per aria. Per fortuna che gli gaccia mai Cerin. Ma vorrà dire Ceferin, il presidente della FIFA. Più che FIFA diseria AFA. Comunque quando che lui li gaccia mai, loro i mega moa sono cascati per terra, mamma mia. E dopo gli hooligans, i mega corso Dio, i mega dato una rata delle botte incredibile. Vabbè, comunque ci racconti almeno un po' della partita, dai. Hanno vinto le Furie Rosse. Ma scusa, sei comunisti chi diciamo le Furie Rosse? Ma no, ma è per via del colore delle maglie. Vabbè, comunque spiegami una roba. Il telecronista diceva: gli inglesi hanno alzato il baricentro. E dopo a fine che ha detto: facciamo un brindisi alla Spagna. Ma baricentro e brindisi, cosa c'entra la Puglia qua finale degli europei? Boh. Bortoin, lei, guardi, mi lascia senza parole, Comunque inglesi che ha perso per colpa dell'allenatore sono un gat. Gat, ma vorrà dire Southgate. Ma in Veneto si pronuncia sono un gat. Lasci perdere. Guardi, andiamo avanti, per favore. Ma il capitano, come si chiama quello degli inglesi? Si chiama Kane. E si scrive cane, e caso che come un can. Ma lasci stare questi commenti, non scenda nei particolari tecnici. E ora spiegami una roba. Il telecronista continuava a dire: gli spagnoli ya mal. Ma per fortuna che gli aveva mal, se no quei correva ancora di più, i vinceva 9-1. Vabbè, Bortolini, io ci rinuncio. Guardi, sono preoccupatissimo per i suoi prossimi servizi alle Olimpiadi, invece. Aspetta, che go incontrare il tedoforo, quello che porta il fuoco. Che go domandare? Te mi fai impissare la sigaretta? Non mi neanche a badare. Per fortuna, perché mica avevo la sigaretta elettrica, pensa cosa che sarebbe successo. Basta così, io chiuderei il collegamento. No, aspetta, ho una notizia bomba da darti. Ecco, nonostante la brutta figura dell'Italia, una nota ditta alimentare ha chiesto la presenza di Barella per uno spot pubblicitario. Sì. Ah sì? E quale sarebbe questo spot? Dove c'è Barella, c'è casa.